Buongiorno, ben ritrovati, la nostra prima edizione venerdì 23 febbraio, anche oggi una importante giornata per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio. Vi ricordo oggi, l'abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, nello spazio dedicato ai dialoghi sulla sostenibilità e all'ambiente con Andrea Ferrazzi, ci sarà dalle 13 in poi ospite graditissimo il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, uno degli uomini più vicini a Papa Francesco, e parleremo con lui dell'enciclica di Papa Francesco del 2015, la Laudato Si, ma anche l'esortazione apostolica, la Laudate Deum, insomma un papato che mai come prima d'ora si interessa in modo molto forte dei temi dell'ambiente, con esortazioni vere e proprie. Dalle 13 in poi questo importante ospite che avremo insieme ad Andrea Ferrazzi. E di ambiente si parla anche questa mattina perché è in corso, e vediamo le immagini, c'è il presidente del CONI Malagò che sta parlando, è in corso la conferenza stampa del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che da 3 giorni si trova nella zona di Cortina per un sopralluogo nell'area dove è iniziato il cantiere per la realizzazione della pista da bob. Come sapete, una pista da bob che il CIO ritiene non necessaria. Sentiamo intanto cosa sta dicendo Malagò, un veloce frammento. Siamo andati alla Fiera di Milano, Fiera, dove avevo un altro palazzo dello sport a Milano e siamo andati in Fiera. Avevi il villaggio e lo costruiscono i privati, il palazzo dello sport di Milano lo costruiscono i privati. Si è finito Dante Seba, che già esistente. Si è finito a Predazzo perché ci stanno i trampolini, ma in Valle Tesero perché ci sta lo stadio del fondo. Le montagne, quindi grazie a Dio ci ha regalato Dio, la natura, a partire ovviamente da Borgo alla Valtellina piuttosto che non nella stessa Cortina, il Palazzo dello Sport del ghiaccio a Cortina, grazie alle Olimpiadi del 56 però, e ce l'abbiamo, l'unica opera pubblica. Secondo me, adesso ripeto, io non si deve fare demagogia chi ha fuori, che cosa c'è, ma nello studiare, tanto è vero che il CIO, lo so perché io lo convince i miei colleghi, sembrava impossibile che uno riuscisse a fare una candidatura di fatto realizzando a livello pubblico un'opera. Andate a vedere quello che succede in tutto il mondo, lascia perdere la Cina, la Russia, lasciamo perdere questi paesi, ok? Ma anche questi problemi nostri. Andate a vedere quante sono le nuove strutture sportive che si creano grazie non alle Olimpiadi, alla realizzazione di un grande evento sportivo. Allora Malagò così sta parlando insomma anche del dibattito che c'è stato molto forte e che c'è tuttora sulla pista da bob. Più tardi ci collegheremo con Ilaria Marchiori per sapere cosa sta emergendo da questo esito. Li vedete, vediamo ancora le immagini, gli esponenti del Comitato Olimpico Internazionale che da 3 giorni si trovano nella zona di Cortina, qui in Veneto, per vedere con i propri occhi cosa sta accadendo per la realizzazione della pista da bob. Allora, andiamo però prima di tutto, dopo ci ricollegheremo con la politica. C'è un caso, il caso dei casi, che è il terzo mandato. C'è anche un'ANSA di poco fa. La questione del terzo mandato consecutivo per i governatori è una richiesta di dibattito richiesta dalle regioni e contenuta in una lettera inviata dal Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga al Governo, in particolare al Ministro Calderoli. Le regioni nella lettera sottolineano l'esigenza di avviare un confronto costruttivo e collaborativo con il Governo. La lettera dunque delle regioni italiane al Ministro Calderoli. Tutto questo dopo che l'emendamento del terzo mandato, o meglio i 2 emendamenti, il primo ritirato e il secondo è stato bocciato, appunto sono diventati aria fresca gli emendamenti e le richieste, soprattutto ovviamente della Lega. Una bocciatura, quella dell'emendamento della Lega, anche da parte di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che ha creato e crea tuttora una spaccatura in seno alla maggioranza. Stop al terzo mandato, l'emendamento salva governatori uscenti non passa, bocciato da una larga maggioranza.
presentato dalla Lega per consentire a sindaci e governatori di andare oltre il secondo mandato, in qualche modo per blindare Zaia in Veneto. Così non sarà. A far capitolare questa possibilità Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Noi Moderati, ma anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Terzo mandato che diventa così terreno di scontro di una maggioranza sempre più spaccata. Così il senatore e segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Quanto è avvenuto incide sulla tenuta della maggioranza, incide sui rapporti tra le forze di maggioranza, tanto a livello nazionale quanto a livello veneto, e questo è indubbio, era un passaggio delicato e significativo dal punto di vista parlamentare. E insomma l'esito non credo che si possa minimizzare. Una possibilità, quella del terzo mandato, che il Partito Democratico definisce sbagliata nel merito. Non tanto perché siamo contro questo o a quella personalità, ma proprio per un buon funzionamento delle nostre istituzioni, che hanno bisogno di alternanza, di ricambio e di non avere un'eccessiva concentrazione dei poteri. Alleanza di governo che per Martella diventa una vera e propria guerra di poteri sul posizionamento politico rispetto agli assetti futuri. Dal canto suo, Fratelli d'Italia, con il coordinatore regionale Luca De Carlo, lo aveva chiarito fin dall'inizio. Le posizioni dei partiti erano molto chiare, l'unica a favore era la Lega. Adesso mi auguro che si possa tornare a parlare dei problemi degli italiani, ma anche dei veneti, perché credo che sia più importante concentrarsi sui problemi dei veneti che su quello di 2 o 3 o 4 governatori. Se l'emendamento salva governatori non passa, quello per i sindaci dei comuni oltre i 15.000 abitanti è ritirato dalla stessa Lega ancora prima di essere votato. Così Mario Conte, presidente ANCI, al suo secondo mandato da sindaco. Ne prendiamo atto, dispiace per i veneti, dispiace per i trevigiani che non dico devono rieleggere Conte o devono rieleggere Zaia, ma quantomeno tra le possibilità di scelta avrebbero avuto in Comune di Treviso Conte e in Regione Veneto Zaia. Così non sarà perché qualcun altro ha deciso che non si può fare. Prendo atto, sono le dichiarazioni di Luca Zaia che si smarca questa mattina da ogni possibile polemica, lasciando ai suoi la difesa della misura. E i suoi la difendono a spada tratta in queste ore. Peraltro c'è da dire che anche all'interno del Partito Democratico una certa spaccatura si è creata, con i governatori Bonaccini in testa che chiedono conto a Elly Schlein di questo voto. Ma certo è più evidente il riflesso in Veneto di una spaccatura nel centrodestra. Sentite le parole raccolte questa mattina da Francesco Ratai a Padova, prima dell'assessore regionale Roberto Marcato e poi dell'onorevole Massimo Bitonci. Posto che questo voto era la cronaca di una morte annunciata, nel senso che io da un anno vado dicendo che mai avrebbero votato questo emendamento perché di fatto è un illogico politico. Per quale motivo il Partito Democratico, la Schlein, dovrebbe ricandidare governatori che sono di fatto i suoi avversari all'interno del partito, e per quale motivo la Meloni non dovrebbe ambire a governare una delle regioni più importanti d'Italia. Cioè, ricordo che il Veneto assieme alla Lombardia e l'Emilia Romagna sono le 3 regioni traino d'Europa oggi, e quindi va da sé che questo era un esito scontato. Il tema vero è che se qualcuno immagina che con questa mossa si dia definitivamente la parola fine a una candidatura leghista dopo Zaia, evidentemente non ha fatto bene i conti con il territorio. Il Veneto è una realtà a sé e la Liga Veneta è una realtà a sé. Noi porremmo la questione, noi candideremo un candidato leghista, una donna, un uomo, e se la coalizione vorrà far parte di questa nuova e affascinante avventura, bene, altrimenti noi siamo prontissimi ad andare da soli con una lista Lega, lista Zaia, una lista autonomista e chi ci sta per il buon governo dei veneti. Se un governatore come Luca Zaia o un sindaco che ha già fatto 10 anni, che però è ben voluto, io penso che debba poter continuare, perché alla fine decidono i cittadini. È anche vero che decide la gente poi se il sindaco o il governatore ha ben operato oppure no, quindi non si toglie la possibilità, anzi è un ampliamento della democrazia.
Quindi ho trovato assolutamente fuori luogo il fatto che si è voluto spostare magari ad altri provvedimenti o dire cominciamo a ragionare su un provvedimento complessivo. Io penso, come dice Luca Zaia, che la partita non sia assolutamente chiusa, ma anzi si apre all'interno della maggioranza una profonda discussione. Insomma, le parole dei leghisti veneti in questo momento sono molto molto chiare. Avete sentito anche Marcato che va oltre, dice se noi proporremo il nostro candidato o la nostra candidata e se Fratelli d'Italia vorrà stare in questa coalizione, bene, altrimenti amen. Insomma, il tema resta molto molto forte. Torniamo fra poco alla politica, ma restiamo anche sulla cronaca. Abbiamo raccontato in questi giorni, in queste settimane, quasi quotidianamente delle razzie e dei furti un po' in tutta la regione, in tutte le province, anche in particolare a Vicenza, dove c'è un quartiere in particolare bersagliato dai furti. Ce ne parla Daniele Garbini in diretta. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Effettivamente ci troviamo in questo momento al quartiere Maddalena, dietro di me la chiesa parrocchiale San Giuseppe. Siamo qui perché in questo bar dove siamo ospiti e abbiamo trovato riparo ci sono numerosi cittadini, purtroppo non vogliono parlare, ma proprio nelle ultime ore hanno subito una serie di furti che continuano nonostante in questa zona solo ieri, l'altro giorno abbiamo dato la notizia che è stato è partito il controllo di vicinato proprio per chiedere la collaborazione ai cittadini, visto la difficoltà di arginare questi furti che continuano a avvenire nonostante si sollevi la questione. Con me abbiamo il coordinatore di Fratelli d'Italia, Giulia Gennaro, dirigente provinciale. Sì, buongiorno a tutti. E il capogruppo in Consiglio Comunale, Nicolò Naclerio. Buongiorno a tutti. Ecco, sono qui con me perché loro sono impegnati in prima linea proprio a raccogliere le testimonianze dei cittadini, perché con questo stanno cercando di sensibilizzare e produrre delle politiche, delle iniziative proprio a sostegno e a difesa dei cittadini esasperati che non riescono a fronteggiare nonostante anche l'impegno e la voglia di partecipare. Ecco, è così Giulia? Sì, i cittadini ci stanno chiedendo in maniera sempre più insistente ed incisiva che venga fatto qualcosa nei quartieri, nella periferia, oltre che nel centro storico. Quindi noi stiamo lavorando assieme anche ai cittadini per capire e trovare assieme una soluzione. Ecco, parliamo che una soluzione possibile che era partita dopo essere stata sollecitata sono questi controlli di vicinato, se ne erano parlati, in parte erano già partiti a Vicenza. In questa zona, proprio bisogna dire, i cittadini hanno risposto soprattutto negli ultimi tempi dando la disponibilità. Ecco, Nicolò Naclerio ha promosso degli incontri in vari quartieri, quindi al posto della situazione cosa chiedono i cittadini? Il controllo del vicinato è uno strumento che aiuta senz'altro i cittadini sia a segnalare in maniera tempestiva le varie criticità, sia a creare vicinato, perché anche spesso tanti vicini abitano nella stessa zona ma non si conoscono. Questo crea anche una bella socializzazione tra loro e quindi un aiuto in più rispetto di collegamento tra cittadini e amministrazione in questo caso. Ecco Nicola, noi purtroppo abbiamo chiesto ai cittadini, ovviamente non vogliono rispondere, se hai qualche domanda in studio, se no ti restituisco la linea. Grazie Daniele Garbini, è comprensibile anche il timore spesso delle telecamere, ma raccogli pure le loro testimonianze. Intanto a far parlare in questi giorni è stata l'assalto armato alla abitazione di Cavallino Treporti. Abbiamo raccontato del fermo 2 giorni fa del presunto autista della banda, che ieri però è stato scarcerato. È stato rimesso in libertà Sandro Levac, il nomade di 55 anni, fermato domenica notte nella sua abitazione di Maserata sul Piave perché sospettato di aver accompagnato con la sua auto sul luogo della rapina i 3 banditi armati che hanno poi fatto irruzione nella casa della famiglia Biondo a Cavallino Treporti, ferendo con un colpo di pistola il figlio 33enne Alberto, tuttora ricoverato. Il GIP Marco Biagetti, al termine dell'interrogatorio di garanzia, ha disposto l'immediata scarcerazione, ritenendo non sussistere evidentemente né i presupposti per la custodia in carcere né per i domiciliari, come aveva sostenuto il suo stesso difensore, l'avvocato Andrea Zambon. Mi sono opposto all'applicazione di qualsiasi misura cautelare, non ravvisando alcuna esigenza cautelare invocata dal pubblico ministero. Per Levac dunque solamente l'obbligo di presentazione giornaliera ai carabinieri. Mentre le indagini proseguono per chiudere il cerchio intorno alla banda, il 55enne davanti al giudice ha respinto ogni addebito. Lui ha spiegato le ragioni per cui era andato a Cavallino Treporti, ha negato ogni addebito, non c'entra nulla con questa rapina
non sono mai scese persone dalla sua macchina, non sono mai salite persone dalla sua macchina. Lui è partito da Macerata, è andato a Punta Sabbioni, si è fermato in 2 o 3 bar che doveva trovarsi con una persona e dopodiché ha fatto rientro presso la propria abitazione. Per gli inquirenti, procede la Procura di Venezia, a suo carico ci sarebbero invece gravi indizi. È possibile che il quadro si ricomponga con maggiore chiarezza solo una volta intercettati i materiali esecutori della rapina. I 4 avrebbero agito in concorso, sebbene Levac si sarebbe limitato a fare l'autista, ma l'avvocato Zambona è convinto che la sua posizione sarà chiarita. No, è tranquillo, è sereno, anche perché è sicuro di quello che dice. Dalla paura di Cavallino Treporti e adesso gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria alla notte di terrore vissuta 2 notti fa a Preganziolo. Abbiamo raccontato ieri l'operaio che si è barricato in casa armato di pistole e fucile, che ha tenuto in ostaggio la moglie fino alla mattina. Questa volta mi uccide. Parole terribili che una mamma ha scritto alla figlia prima di essere presa in ostaggio dal marito. Sono le 22 quando alla centrale dei carabinieri arriva una chiamata. Una ragazza chiede aiuto perché la madre si trova in una situazione di pericolo. Per tutto il pomeriggio aveva provato a contattarla al telefono ma senza ricevere risposta. Fino alla sera, quando riesce a sentirla. Poche drammatiche parole. Aiuto, sono in pericolo, mi vuole uccidere. Basta poco all'operatore del 112 per comprendere che non ci sono attimi da perdere. La donna, 58 anni, è in casa con il marito armato e violento nell'appartamento di via Gorizia a Preganziol, dove vivono a pistole e fucili. Sul posto arrivano in pochissimo tempo numerose pattuglie dei carabinieri. La zona viene bloccata, la strada che porta all'abitazione è chiusa, nessuno può né entrare né uscire. Ieri sera io con un'amica dovevo accompagnarla alla sua macchina lì e purtroppo ci hanno bloccato proprio qui le forze dell'ordine dicendoci che non potevamo raggiungere la vettura perché c'era uno stato di emergenza e dovevamo tornare in casa e chiuderci in casa e stare distanti dalle finestre. Alla donna l'uomo ha strappato di mano le chiavi di casa, non voleva che se ne andasse dopo l'ennesima lite. Così la vittima ha inviato diversi SMS alla figlia chiedendo aiuto. Una nottata estenuante e difficile. I carabinieri rimangono in contatto con la 58enne attraverso dei messaggi. La confortano, le danno la forza. Lei è sotto shock, pietrificata dalla paura. Sul posto arrivano anche le squadre operative di supporto della 4ª Brigata Carabinieri Veneto ed il negoziatore del Comando Provinciale di Treviso che inizia a interloquire con la donna attraverso brevi messaggi. Alle 7 del mattino, dopo ore e ore, il negoziatore suggerisce alla donna di cercare di uscire di casa con la scusa di portare fuori il cane, come ogni mattina. È l'unico modo per poter fare irruzione, bloccare l'uomo senza mettere in pericolo la donna. Lei ad un tratto esce con il cagnolino, è salva. I carabinieri la prendono, la portano al sicuro, scatta il blitz, gli uomini del reparto speciale sfondano la porta e bloccano l'uomo. È finito l'incubo. Questa mattina, prima di recarmi a lavoro, ho visto appunto che scendevano con una persona incappucciata e ho visto che lo caricavano in macchina. L'uomo, operaio, totalmente sorpreso dall'azione fulminea, non ha opposto resistenza. È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza privata e si profila anche il sequestro di persona. Le armi, ben 6 detenute per uso sportivo, sono state poste sotto sequestro. E dunque i residenti barricati in casa per tutta la notte, momenti davvero che hanno sconvolto una comunità e una zona di solito tranquilla. La zona di via Gorizia è completamente presidiata da una massiccia presenza di carabinieri, un incubo che inizia alle 22. Dicevano che c'era uno barricato in casa, ma non si sa più niente, perché anche mio genero ha chiesto, ma non hanno saputo rispondere, ma era bloccato all'entrata e questa entrata qua era bloccato di là, qua c'era un via vai di carabinieri, gente che andava e veniva fino alle 2 e 3 di questa notte. Ha visto immagini i carabinieri, il trambusto? Questa mattina sì, stamattina c'era mio marito che si era affacciato dal terrazzo per fumare e ha visto infatti che c'erano un po' sparsi un po' dappertutto. La moglie di questo residente ha ricevuto una chiamata da una vicina di casa della vittima proprio in serata. Ha detto che ha sentito grida già da ieri sera, non so se si piccavano cosa tra marito e moglie, hanno anche un figlio questi. Chiamavano carabinieri, chiamavano me, morta là, penso.
dopo stamattina la sentivo ancora più forte. Una nottata da incubo in un quartiere, ci dice il sindaco, che è sempre stato tranquillo. L'intervento dei carabinieri ha garantito la sicurezza anche dei cittadini. Il pericolo potenziale c'era. Faccio applauso per l'intervento, insomma, tempestivo e massivo da parte delle forze dell'ordine, perché, come dicevo, nonostante ovviamente l'ovvio allarme creato, si è cercato di mettere in sicurezza un quartiere e tutte le persone che potenzialmente potevano appunto avere dei rischi. Nessuna segnalazione era stata ricevuta dall'amministrazione comunale per casi di disagio. Il nucleo non aveva dato a noi nessun tipo di avvisaglia, non c'erano stati segnali di disagio e quindi la situazione si svolgeva in maniera tranquilla. È un fulmine a ciel sereno. E allora torneremo alla cronaca fra poco, però andiamo prima da Cristian Arboit a Pedrobba. In un certo senso si parla di sicurezza stradale quando si parla di nuove opere e infrastrutture come il ponte di Vidor, molto atteso. Sapete che però che c'è anche la polemica anche da parte dei sindaci della stessa Lega nei confronti del pallino del ministro Salvini sul ponte sullo Stretto. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo proprio a ridosso del ponte di Vidor, uno dei luoghi insomma, più conosciuti dell'Alta Marca per la sua pericolosità, soprattutto un punto nero della viabilità dell'Alto Veneto. È una storia infinita quella del ponte di Vidor, che torna alla ribalta in questi giorni, in queste settimane in cui tanto si parla del ponte sullo Stretto. Come sai, la politica nazionale è balcanizzata sul ponte sullo Stretto, anche dopo l'esposto che è stato fatto da PD, Alleanza Verdi, Sinistra Italiana, proprio contro il progetto avviato dal vice premier Salvini. Però mentre la politica nazionale si divide sul ponte sullo Stretto, la politica locale trevigiana dell'Alto Veneto invece si unisce per chiedere garanzie su questo tratto di strada. Fra qualche settimana, e do il buongiorno ai miei ospiti, il sindaco di Vidor Mario Bailo e il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, fra qualche settimana sindaco Bailo, Veneto Strade dovrebbe presentare il progetto definitivo. Sì, infatti gli accordi sono questi, accordi prese all'ultimo incontro che abbiamo avuto il 22 di gennaio a Veneto Strade, quindi ci hanno detto fine marzo, probabilmente aprile, avremo ulteriore incontro dove ci verrà fornito il progetto definitivo e anche il computo, diciamo, della spesa della nuova viabilità del destra e sinistra Piave. Quindi potrebbe essere la volta buona dopo anni di tira e molla, polemiche infinite. Lo speriamo vivamente, perché come si potete anche vedere dalle riprese il traffico è intensissimo in questo periodo, e anche perché ci sono dei lavori in corso nelle aree, nei comuni limitrofi, e quindi il traffico è ancora maggiormente più intenso del normale. Traffico intenso, poi la pioggia di questi giorni, insomma il tratto è sempre più pericoloso, questo va detto. Sindaco Fregonese, c'è un punto, il progetto definitivo sarà presentato a marzo, ma mancano le risorse, questo di fatto lo confermano anche dalla Regione. Allora, affinché possa essere richiesto, richiesto lo stanziamento per eseguire i lavori, è necessario avere un progetto definitivo, quindi andiamo per step. Appunto tra marzo e aprile avremo il progetto definitivo, dopodiché torneremo a interessare il Ministero, è già stato fatto l'anno scorso da parte di alcuni sindaci, torneremo coi conti, col progetto definitivo, chiederemo lo stanziamento delle risorse per quest'opera che sì è locale, quindi tra provincia e regione, ma per l'importanza che ha, perché è un'opera strategica, deve avere il sostegno economico anche dai fondi ministeriali. Perché questo è il punto anche politico, si parla tanto del ponte sullo Stretto, ma questa è un'opera strategica che insiste tra l'altro in una delle zone più produttive d'Italia. Ma innanzitutto un'opera non esclude l'altra.
sono ordini di grandezza diversi. Del Ponte dello Stretto stiamo parlando di 10-15 miliardi di euro, qui stiamo parlando di meno di 100 milioni di euro, quindi 100 volte meno. Diciamo che con l'importo di un ponte dello Stretto di Messina facciamo 100 ponti sul Piave, quindi l'importanza economica c'è tutta, perché abbiamo il distretto del Conegliano Valdobbiadene di OCG, l'area UNESCO delle colline di Valdobbiadene e Conegliano, poi abbiamo l'UNESCO del Grappa, abbiamo i distretti produttivi del Montebellunese, il collegamento con la Pedemontana Veneta. Quindi diciamo servirebbe la volontà politica, se si trovano i soldi per il ponte sullo Stretto, a maggior ragione si trovano i soldi per il ponte di Villordo, volendo. Sì, io credo che la volontà ci sia, come diceva prima il collega, e abbiamo già avuto un incontro di cui ho partecipato anche personalmente col Ministro in un'occasione che era qui in zona, e quindi siamo ottimisti, anche ci fa sperare bene, perché ho fatto proprio delle verifiche la settimana scorsa. Veneto Strade aveva incaricato un'azienda, una ditta, che stavano facendo dei garotaggi sull'alveo del Piave appunto per verificare il sottosuolo, quindi questo ci fa pensare che stiamo andando avanti in positivo, insomma. Siamo al famoso punto di svolta. Dopo quanti anni è che se ne parla tantissimo? Ma penso 20-25 anni, quindi quello, anche il sindaco che mi ha preceduto ha battagliato molto per questo progetto. Grazie sindaco Bailo, grazie Fregonese. Ti devo lasciare perché abbiamo in diretta il governatore Zaia sulla pista da bob. Grazie Cristian. Vediamo subito se riusciamo a sentire cosa sta dicendo. Guardi, io non è che la chiamerei vittoria, vorrei ricordare che quando ho pensato a questo dossier Cortina, io che non sono un esperto, non sono un frequentatore della montagna, non è che sia un grande esperto di sport invernali, ho chiesto qual è il punto di debolezza che abbiamo. Tutti mi hanno detto il bob è una discarica abbandonata, è un cadavere eccellente, come ho definito io, e da lì siamo partiti col dossier, tanto è vero che a Losanna noi siamo stati premiati per un dossier con il bob a Cortina, e il bob sapevano tutti che quel bob non era più utilizzabile, quindi con il rifacimento del bob di Cortina, che peraltro vuole ricordare che un bob che vale quanto? 81 milioni di euro, mi sembra di aver capito, è legacy anche questa, perché resterà la nostra comunità e non lo paga la Regione del Veneto e non lo realizza la Regione del Veneto. Presidente, scusi, l'altra notizia è che il piano B è all'estero, quindi o Cortina o all'estero. È una bella responsabilità questa? Ma guardate, il cronoprogramma che è dato a sapere da parte della società infrastrutture di Simico è un cronoprogramma che dovrebbe rispettare la consegna del bob prima delle Olimpiadi, per le Olimpiadi. Altrimenti sarebbe inutile tutta questa avventura, io l'ho detto fin dal primo giorno. L'azienda è un'azienda quotatissima, un'azienda di riferimento a livello nazionale e internazionale, io poi non mi occupo di cantieri, non è roba nostra, però spero e immagino che si rispettino i tempi. Il tempo e la deadline, diciamo, per il primo collaudo è marzo 2025, quindi considerando scusate, che si dovrà mettere in moto l'impianto di refrigerazione almeno 20 giorni prima, vuol dire che a febbraio deve essere concluso. Presidente, a proposito di vittorie e sconfitte, questo terzo mandato come finisce? Salve poeta? No, non sono poeta, nel senso che mi è venuto in mente che la natura non fa salti, ve l'ho detto in latino. Ve ne dico un'altra a questo punto, che quando ti entra una tigre in casa, prima di affrontarla, apri una finestra che se ne va da sola. Non vi dico chi l'ha detta, perché poi mi fate una polemica che non finisce più. No, ma che cosa ci dice? Adesso cosa succederà? Si candida alle europee? Ma guardate, non succederà assolutamente nulla per quel che mi riguarda, nel senso che ho ancora quest'anno e mezzo, 2 anni, non si è ben capito se ci sarà una proroga oltretutto. Nel frattempo cerchiamo di capire, siccome qualcuno ha detto che il Parlamento è sovrano, vedremo quanta sovranità saprà esprimere il Parlamento, ma soprattutto una sovranità che io immagino dovrà essere rispettosa della volontà popolare. Trovo strano che ci siano persone che votano a favore del blocco di mandati di sindaci e presidenti di regione che sono eletti direttamente dal popolo, e poi va a vedere il curriculum di alcune persone da 4-5 legislature che sono in Parlamento. Quindi la crepa della maggioranza? Crepa? Ma no, guardate, le crepe sono altre robe.
E dico semplicemente che basterebbe andare in strada e intervistare i miei cittadini piuttosto che quelli di altre regioni e vedono, sembra quasi un contrappasso dantesco, non vedono come casta la richiesta della proroga dei mandati, ma vedono come casta il fatto di bloccare i mandati. Quindi io ci ragionerei sopra. Ma si lascia il Veneto? A chi? Così, no? Ma in Veneto si dice, c'è una frase veneta che rende l'idea, ma ve la traducete, che se PD de Luganiche. Grazie. Scusi Presidente, ma c'è un piano B per la... Allora, così ha detto Zaia. Allora vi riassumiamo velocemente cosa sta emergendo, cosa è emerso dall'incontro, insomma, del CIO con la Regione e con le istituzioni. Il CIO ha segnalato i ritardi che ci sono evidenti, ha detto un giorno perso equivale all'aumento delle preoccupazioni e, come avete sentito anche dalla domanda del collega alla quale ha risposto Zaia, per lo sliding center hanno chiesto un piano B, cioè deve essere un piano B e questo sarà necessariamente all'estero. Quindi se non si fa Cortina, se non si fa la pista da bob a Cortina, bisognerà necessariamente andare all'estero. Una scadenza inderogabile per preomologazione per la pista è il marzo 2025, quindi marzo 2025 scadenza inderogabile per la preomologazione. Se non ci sarà questo passaggio nel marzo 2025 si va all'estero. Il membro del CIO Christophe Duby ha detto: imploriamo che le scadenze vengano rispettate. Malagò del CONI e Cluster del CIO hanno detto: in Italia il 93% degli impianti è già esistente. Dunque è un sopralluogo a due facce, con il CIO che di fatto dà fiducia, ma una fiducia a tempo alla Regione. C'è davvero pochissimo tempo e anche una scadenza precisa, altrimenti si va all'estero. Questo sta emergendo, ma ve lo racconteremo meglio questa sera nei nostri servizi sulla pista da bob di Cortina, su questo tema molto importante. Poi ha parlato anche del terzo mandato, l'abbiamo visto anche nei servizi in apertura. Torniamo a parlare di un'altra vicenda che avevamo già raccontato ieri. La notizia è di ieri, ma sta continuando a dare, ovviamente, a fornire non solo ampio spazio al cordoglio e al dolore, ma di nuovo al dibattito sul fine vita, la morte di Stefano Geller. A Cassola la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno, ci troviamo a Cassola, il comune dove risiedeva Stefano Geller, il 51enne che si è spento proprio ieri all'ospedale a causa di complicanze che sono sopraggiunte mentre appunto era ricoverato. Stefano Geller che ha portato avanti una battaglia con una grandissima dignità, con una grandissima forza, un grandissimo coraggio, una battaglia sul fine vita. Nonostante le tantissime contestazioni, lui è sempre andato avanti perché diceva: io devo portare avanti quello che è un diritto per me. Battaglia sul fine vita che in realtà significava un grandissimo amore, lo sottolineava sempre nelle sue interviste, nelle sue dichiarazioni Stefano Geller, un grandissimo amore per la vita e amore per le persone che stanno accanto a chi come lui soffriva di questa patologia che era appunto degenerativa. Purtroppo lui non sarebbe potuto mai guarire da questa patologia tremenda che l'ha toccato, e di conseguenza questa battaglia per un diritto, il diritto del fine vita. Una comunità intera, quella di Cassola, che si stringe proprio nel dolore. Accanto a me il sindaco Aldo Maroso. Sindaco, lei ha conosciuto molto bene Stefano, ha vissuto le battaglie che ha portato avanti questo uomo, sempre con grandissimo coraggio. Sì, l'abbiamo seguito tutti molto in tutti i suoi momenti in cui ha manifestato questa sua voglia di vincere questa battaglia. La notizia della sua morte mi è arrivata ieri molto inaspettata e ci ha colto tutti con molta tristezza, soprattutto perché, sentendo anche tutti i messaggi che ci siamo scambiati tra amministratori e tra vari gruppi che ci sono, soprattutto perché non ha potuto vedere la fine della sua battaglia, che ha iniziato con tanta fermezza, con tanta caparbietà e portata avanti continuamente. Credo però che non sia tutto finito, anzi forse proprio questo aspetto
suggerirà e inciterà molte persone a continuare su questa strada, proprio per quello che lui ha rappresentato, in quanto non persona che parla teoricamente del problema, che l'ha vissuto sulla propria pelle. Indubbiamente, tra l'altro ricordiamo che lui il 16 novembre scorso si è trovato in regione per così rivendicare questa battaglia del fine vita e far sì che l'intero Consiglio regionale potesse approvare questa legge sul fine vita. Sarebbe stata la prima regione d'Italia, se fosse passata la legge sarebbe stata davvero la prima regione d'Italia ad approvare ad accettare il fine vita per chi come Stefano si trovava in quella situazione davvero devastante. E Arturo Lorenzoni, tra l'altro consigliere regionale, sono tantissimi messaggi che sono arrivati alla nostra redazione, tra cui appunto quello del consigliere Lorenzoni che dice: ricorderò sempre le sue parole pronunciate in aula quello scorso 16 novembre. Oltre alla commozione hanno avuto il merito di muovere una profonda riflessione sul tema del fine vita, come appunto diceva lei, sindaco. Tra l'altro, notizia proprio fresca, sono stati fissati anche i funerali di Stefano Geller. Sì, sono stati fissati per lunedì prossimo alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Alla presenza anche sarà celebrata dal vescovo. E sono attese diverse autorità. Sì, tant'è che il commissariato mi ha chiamato per sapere l'orario esatto, perché se arrivano autorità naturalmente saranno preoccupati a mettere in ordine e riorganizzare il servizio d'ordine che ci sarà. Indubbiamente, quindi lunedì appunto qui nella chiesa di San Giuseppe dove viveva Stefano Geller. Una giornata molto triste per la comunità bassanese. Stefano Geller è stato un esempio di coraggio per tutti, il modo migliore di ricordarlo, scrive così Luigi Tasca, consigliere comunale di Bassano del Grappa e segretario del PD bassanese, sarà quello di portare avanti la battaglia per i diritti che aveva intrapreso. Di conseguenza una battaglia, come ha accennato il sindaco, che non deve fermarsi e soprattutto non deve essere strumentalizzata politicamente, sindaco. Assolutamente, è un tema che è veramente trasversale non solo a tutte le ideologie e i partiti, ma anche a tantissime sensibilità. Quello che è importante secondo me è prestare più ascolto a chi ha sofferto e vive questo problema rispetto a chi lo tratta teoricamente parlandone soltanto. Bene, allora fissata la data di funerali è lunedì prossimo, andremo anche poi nel corso della giornata a sentire i tantissimi interventi che si stanno susseguendo e stanno arrivando anche tantissimi messaggi alle nostre redazioni. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie molte Vanessa Manzato e anche il sindaco di Cassola. Dunque lunedì mattina i funerali di Stefano Geller. Prima di andare in pubblicità vi ricordo che abbiamo mostrato alcune fasi salienti dell'incontro del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, con il CONI, la Regione, le istituzioni sulla pista da bob e sostanzialmente ne emerge una fiducia a tempo entro marzo 2025, data inderogabile per la pre-omologazione. Viene supplicato di accorciare i ritardi dei tempi previsti. In ogni caso serve un piano B e il piano B sarà all'estero, quindi esce di scena l'ipotesi di Cesana. Questo emerge sostanzialmente dal vertice per la pista da bob. Pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, di nuovo con la prima edizione. La cronaca ci riporta a parlare della svolta sulla morte di Maria Basso, l'80enne asiaghese, ex funzionaria della Farnesina, morta a Catania nel 2022 in circostanze sospette, arrestata la pronipote 59enne. Avrebbe ucciso la prozia per ricevere un'eredità di 500.000 euro facendole ingerire del cibo che non avrebbe potuto mangiare. Svolta sulla morte di Maria Basso, l'80enne asaghese, ex funzionaria della Farnesina, morta a Catania nel 2022 in circostanze sospette. Arrestata infatti dai carabinieri di Aci Castello con il supporto della compagnia di Acciariali Asiago, la pronipote 59enne catanese, accusata di circonvenzione di incapace e di omicidio. Un vero e proprio progetto criminale, quello della pronipote, secondo l'atto d'accusa della Procura di Catania. La 59enne infatti avrebbe fatto sottoscrivere all'anziana un testamento pubblico con cui veniva istituita come unica erede universale, e a soli 2 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ricostruisce la Procura, la pronipote, contravvenendo alle prescrizioni mediche, avrebbe portato fuori a pranzo l'anziana facendole mangiare cibi solidi a lei vietati, provocandone dopo qualche giorno la morte per gravi difficoltà respiratorie. C'è la soddisfazione che viene portato a termine un percorso che è durato più di 1 anno nell'ambito della fase delle indagini preliminari,
con una grave incriminazione. Speriamo ora che la giustizia possa fare il suo corso per acclarare le responsabilità di questi fatti che sono molto gravi e che hanno colpito una famiglia, quella appunto dei cugini Basso. Soddisfatto Roberto Rigoni Stern, avvocato della famiglia Basso, ma anche sindaco del comune di Asiago, a chiedere giustizia non solo alla famiglia ma anche tutta la comunità asaghese. È stato un fatto questo che ha colpito profondamente gli asiaghesi, perché la signora Basso peraltro era ospite della casa di riposo Villa Rosa, che è una casa in cui lavorano molti nostri cittadini che le prestavano assistenza e le portavano conforto. Da questo omicidio inquietante all'accoltellamento avvenuto al parco Hayez a Mestre, con gli agenti della squadra mobile che hanno fermato uno dei due aggressori, si cerca l'altro mentre il giovanissimo ferito resta in gravi condizioni. È stato fermato un moldavo per l'accoltellamento avvenuto ieri sera al parco Hayez in zona Cipressina a Mestre. E ora la squadra mobile della Questura di Venezia sta cercando il complice, anche grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza del comune posizionate nei dintorni. Questo è il punto in cui il 18enne è stato accoltellato intorno alle 18, proprio mentre qui al parco c'erano ancora dei ragazzini e dei bambini che giocavano e qualche passante. Il ragazzo di origini russe è stato ferito al torace dopo aver subito un intervento delicato durato alcune ore e resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale All'Angelo di Mestre. La prognosi è riservatissima e bisognerà attendere ancora delle ore prima di scioglierla. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il 18enne sarebbe stato avvicinato dai due giovani che gli avrebbero chiesto insistentemente dei soldi e dopo l'ennesimo rifiuto da parte sua uno dei due avrebbe estratto il coltello per colpirlo. Da chiarire se i tre si conoscessero e soprattutto se ci fosse un motivo specifico alla base della loro richiesta, ma qualcuno che conosce bene la zona racconta. Alla sera il parco diventa terra di nessuno, dove ragazzi giovanissimi e non vengono per fumare o spacciare. È stato già segnalato alla municipalità la situazione. Determinate situazioni attirano determinate persone che non hanno certo voglia di fare del bene. Sono gente giovane, soprattutto dell'Est Europa, misto anche con ragazzi italiani, ma tra di loro fannosi aggregazione e chiaramente quello che è successo è, come dire, speriamo sia il finale e non l'inizio di una situazione non più controllabile. Quindi serve un controllo vero nel senso non passaggio delle forze dell'ordine che capisco che siano impegnate al massimo, ma serve una presenza, magari un passaggio a piedi per il parco. E poi sempre a Mestre, l'autista di un bus colpito da un pallino che ha mandato in frantumi il finestrino ferendolo. La CGIL parla di fatto gravissimo. Tragedia sfiorata ieri sera a Marghera all'altezza dello stabilimento Fincantieri in Via della Libertà, dove un autobus di linea è stato colpito da un pallino di ferro proveniente da un'auto che gli si è accostata e che ha mandato in frantumi il finestrino lato conducente. L'autista è stato colpito al volto dai frammenti, dimesso dall'ospedale con 8 giorni di prognosi. Un episodio grave che mette in luce ancora una volta la gestione della sicurezza e su cui è intervenuto il consigliere regionale Montanariello. È successo a poche centinaia di metri da quel maledetto cavalcavia che tutti ricordiamo a Mestre e a pochi metri da un altro cavalcavia. Immaginate cosa sarebbe potuto succedere se l'autista fosse stato maggiormente traumatizzato e avesse perso il controllo del mezzo. È arrivato il momento di mettere in campo protocolli forti e stringenti per la sicurezza dei lavoratori e degli autoferrotranvieri in questo caso. Solidarietà anche da parte della CGIL, che evidenzia ancora come gli autisti siano da tempo un bersaglio facile della politica regionale e locale e non accetteremo più, scrivono, che qualcuno utilizzi come capri espiatori chi trasporta le nostre vite e le vite dei nostri cari. A tal proposito Montanariello esprime rammarico per la bocciatura dell'ordine del giorno tempo fa che chiedeva alla Regione di intervenire affinché le aziende di trasporto pubblico si costituissero parte civile in caso di aggressioni ai loro dipendenti. Che vuol dire che chi aggredisce non deve più vedersela con un lavoratore singolo, ma deve vedersela con un'azienda in grado di lottare, chiedere risarcimenti e anche imputargli l'interruzione di pubblico servizio, che è un reato penale.
cosa che il singolo autista non può fare. Magari le lesioni sono anche sotto 20 giorni e non si va neanche nel penale. Invitare le aziende a dare un messaggio politico chiaro, come quello che doveva dare il Consiglio regionale, di dire che chi aggredisce un autista, un marinaio, un pilota non la fa franca, perché se la deve vedere con l'azienda, non con il lavoratore, è stato un grandissimo errore politico che avrebbe dato a costo zero un segnale molto importante. E poi a Fontaniva nel Padovano la vicenda incredibile accaduta 2 giorni fa, un 60enne di Grantorto che ha cercato di investire i vigili che l'avevano fermato per un controllo stradale. Fermato perché stava guidando una Porsche Cayenne con targa della Repubblica Ceca che era stata sottoposta a fermo amministrativo. Un 60enne di Grantorto è andato in escandescenze e ha tentato di travolgere gli agenti della polizia locale che lo avevano fermato a Fontaniva, nell'Alta Padovana, per un controllo. L'uomo doveva pagare una multa di quasi 2.000 euro, ma quando ha saputo l'importo della sanzione ha dato di matto cercando di colpire i vigili con la portiera. Poi, con una manovra azzardata, si è dato alla fuga rischiando di investire gli agenti e facendo perdere le sue tracce. Nei confronti del 60enne è scattata così la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Resteremo ancora con la cronaca a Padova fra poco, ma sempre a Padova ci colleghiamo con Valentina Visentin. C'è una sperimentazione che riguarda le carceri che parte proprio dal Due Palazzi. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, mi trovo all'esterno del carcere Due Palazzi che potrebbe diventare il primo penitenziario in Italia ad ospitare quelle che sono già state ribattezzate le stanze dell'amore, spazi privati in cui i detenuti potranno ritrovarsi lontani da occhi indiscreti per poter godere di minuti di intimità con i propri familiari e i propri partner. La sperimentazione dunque dovrebbe coinvolgere per primo in Italia il carcere Due Palazzi che diventerà così pilota di questo progetto per consentire insomma ai detenuti di poter vivere dei momenti di intimità con i propri familiari, con i propri compagni, con le proprie compagne. Si tratta di una richiesta, di un progetto che sono atteso da moltissimi anni, lo ha detto la referente di Ristretti Orizzonti che segue le attività all'interno del carcere. Finalmente sembra arrivata questa possibilità che è stata anche vagliata dal direttore del penitenziario. Proprio nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i sopralluoghi per poter creare questi prefabbricati mobili che dovrebbero essere allestiti nel piazzale esterno del penitenziario e per appunto poter consentire questi momenti di intimità. A segnare il giro di boa per l'inizio di questo progetto sperimentale è stata la sentenza numero 10 del 2024 della Corte Costituzionale che ha stabilito l'illegittimità del divieto di colloqui intimi tra i detenuti e i familiari. Oltre alle stanze dell'amore, al carcere Due Palazzi si prevede anche di allungare il tempo delle telefonate consentite ai detenuti. Insomma, si tratta di un'iniziativa che dovrebbe poter comunque agevolare in qualche modo la vita all'interno del carcere dei detenuti. Da Padova è tutto, la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Restiamo a Padova, lo dicevamo, torniamo alla cronaca perché è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo di un uomo nel fiume Brenta. Potrebbe essere il ladro che era in fuga dalla polizia. Dopo 2 giorni di ricerche andate a vuoto, ieri pomeriggio i vigili del fuoco hanno ripescato il corpo senza vita di un uomo nel fiume Brenta, quasi sicuramente lo sconosciuto che si era gettato in acqua nella notte tra lunedì e martedì per sfuggire ad un controllo di polizia a Vigonza. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza delle chiuse che si trovano in territorio di Noventa Padovana, a poca distanza dal punto in cui 8 anni fa perse la vita Rosario Sanari, col sub della polizia impiegato allora nelle ricerche del corpo di Isabella Noventa. I sommozzatori dei vigili del fuoco, grazie all'utilizzo di un sonar, hanno individuato e portato a riva il corpo dell'uomo. Potrebbe essere lui lo sconosciuto che la polizia stradale aveva sorpreso in atteggiamenti sospetti accanto a un mezzo pesante in una piazzola di sosta adiacente la A4 a Vigonza, mentre cercava di rubare gasolio con un complice che invece si era dato alla fuga lungo l'argine e che è stato fermato dagli uomini della questura. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere un 20enne dell'Est Europa. Il corpo dell'uomo ripescato nelle acque del Brenta invece non è ancora stato identificato, è stato esaminato dal medico legale e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Addosso non sono stati ritrovati documenti. Intanto sempre a Padova, un blitz antidroga della polizia in 2 appartamenti in zona Stazione e Terra Negra a Padova.
Nascondeva le sue riserve di droga in casa della mamma, gestiva un fiorente giro di spaccio di hashish. Il 24enne padovano arrestato durante il blitz antidroga dei poliziotti della squadra mobile che hanno sequestrato mezzo chilo di hashish nascosto nell'appartamento che il giovane condivideva con la mamma. L'intervento in via Malibran, in zona Terranegra, dove era stato segnalato da tempo uno strano di rivieni. Gli agenti che tenevano d'occhio lo stabile hanno atteso che un cliente acquistasse la droga. Addosso al 24enne sono stati trovati 50 grammi di hashish e altri 400 in una stanza della casa, suddivisi in 7 panetti con tutto il kit per confezionarli. Poco lontano dall'abitazione del giovane, i poliziotti hanno notato una donna invece avvicinarsi ad un'altra casa e ricevere una bustina in cambio di 50 euro. A quel punto è scattato un nuovo intervento degli agenti che hanno bloccato l'acquirente con 4 dosi di cocaina appena cedute da un 28enne tunisino. Lo straniero aveva altri 25 dosi dello stesso stupefacente nascosti nella camera da letto del suo appartamento che si trovava sempre in via Malibran. I controlli dei poliziotti si sono spostati poi in zona stazione Arcella. Il terzo arresto infatti è avvenuto tra via Aspetti e via Minio, dove è stato bloccato un 34enne tunisino che aveva appena venduto una dose di cocaina, sequestrati anche 560 euro in contanti. L'ultimo arresto è stato in stazione, dove è stato bloccato un 29enne gambiano intercettato mentre cercava di nascondersi sotto un furgone dopo essersi disfatto di 20 grammi di hashish e 12 dosi di marijuana. Le tragedie sul lavoro, la strage dell'Esselunga a Firenze ha riportato, se ce ne fosse stato bisogno, in primo piano la piaga dei morti sul lavoro. Li raccontiamo quasi purtroppo ogni giorno. Ne ha parlato ieri anche il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che si trovava a Mestre. Io sono un po' stanco, perché di chiacchiere, di parole, di impegni in questi anni se ne sono presi, ma quello che parla sono i fatti. La gente continua a morire, compreso oggi. C'è una media di 3 morti al giorno. Questa è una strage. Non è vero che le morti sul lavoro sono una tragica fatalità. Esistono responsabilità molto precise e bisogna adottare provvedimenti adeguati, cambiando le leggi sbagliate e introducendone di nuove. Dall'Assemblea Generale della CGIL del Veneto a Mestre, il segretario nazionale Maurizio Landini risponde alla convocazione per la sicurezza sul lavoro arrivata dal governo dopo le morti di Firenze. In un anno e mezzo ci sono stati 2 incontri, l'ultimo c'era stato a luglio. Quindi in questo anno e mezzo il governo è stato silente, non c'è stato, e nonostante questo, come abbiamo visto, ci sono stati più di 1000 morti e continuano a esserci morti ancora. Certo che noi ci andremo, però non vorrei che fosse la solita farsa. Per cui se l'incontro è dalle 8:30 alle 10, poi vedono le imprese, poi vanno in Consiglio dei Ministri perché hanno già deciso quello che fanno, no? E quindi diventa un incontro in cui ti ascoltano e poi decidono quello che gli pare, non è quello che noi abbiamo chiesto. Richieste che Landini ribadisce anche a Mestre: cancellazione del subappalto a cascata e di tutte quelle forme di lavoro precario che minano alla sicurezza, introduzione di una patente a punti per l'impresa con blocco dell'attività in caso di azzeramento del punteggio, addetti alla sicurezza eletti dai lavoratori e incremento dei controlli attraverso nuove assunzioni di ispettori. E non si dica che i subappalti in edilizia li ha chiesti l'Europa. Queste sono balle totali, nel senso che questa logica di estendere il subappalto è stata proprio introdotta con modifica del codice degli appalti dall'attuale ministro dei trasporti. Questa è la verità. Faccio degli esempi molto concreti. Noi nei giorni scorsi a Roma abbiamo fatto un accordo firmato dal sindaco con la presenza del prefetto e firmato anche dalle associazioni, per cui l'impegno è che tutti i cantieri che si apriranno da qui al Giubileo, il subappalto a cascata non c'è, perché per ragioni di sicurezza e di rispetto della legalità puoi decidere che non ci sia, così come non ci sarà la logica del massimo ribasso. Toccherà ai 27 ministeri dell'ambiente degli Stati membri dell'Unione Europea votare il prossimo 25 marzo la proposta della Commissione sulla riduzione dello stato di protezione del lupo. La conferma è arrivata in questi giorni direttamente da Bruxelles al termine della riunione della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo con Umberto Delgado Rosa, direttore per la biodiversità della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. Il prossimo 25 marzo toccherà ai 27 ministri dell'ambiente degli Stati membri dell'Unione Europea votare la proposta della Commissione sulla riduzione del livello di tutela del lupo da rigorosamente protetto a protetto. Spero che vada bene, perché sarebbe un passo in avanti importantissimo. Se succedesse questo, il lupo poi avrebbe una tutela come oggi per esempio la marmotta o il tasso. Quindi si potrebbe anche intervenire in maniera più facile in queste popolazioni di lupi, che secondo me bisogna assolutamente intervenire, perché la situazione che adesso non è più sostenibile. Oggi in Europa ci sono 25.000 lupi, quindi questa tutela altissima non ha più senso, spiega l'eurodeputato Dorfmann, che evidentemente
evidentemente strizza l'occhio anche agli allevatori bellunesi, specie quelli delle zone dell'Alpago, che in questi ultimi mesi hanno alzato la voce per l'impossibilità, stante la situazione, di proseguire qualsivoglia attività per il territorio. In situazioni come quelle alpine e dolomitiche, dove ci sono malghe funzionanti e un forte richiamo turistico, sottolinea Dorfman, si creano numerosi problemi che con lo stabilizzarsi dei branchi aumentano di anno in anno. Ma non si parli di tutela della biodiversità. Se per esempio una montagna, un pascolo di montagna viene abbandonato perché c'è il lupo e perché le pecore e le capre non ce la fanno più o gli allevatori non portano più gli animali, perdo anche lì biodiversità, perché tutti sappiamo qual è un pascolo com'è un pascolo dove non ci sono animali. Il verdetto tra poco più di un mese. Vi segnalo solo, prima di andare in pubblicità, che sono in corso forti precipitazioni lungo tutta la rete stradale in gestione a Veneto Strade, nevose al di sopra dei 700 metri di quota, una nota di Veneto Strade, causa intensa nevicata e pericolo di valanghe, si rende necessaria la chiusura del seguente tratto stradale, dice Veneto Strade, strada provinciale 638 del Passo Giau, dal chilometro 13 più 100, località Fedare, al chilometro 18 più 900, bivio Posalz, quindi strada chiusa per intensa nevicata e pericolo valanghe in questi minuti, in queste ore. Di ambiente parleremo subito dopo la pubblicità, avremo con noi, come ogni venerdì, Andrea Ferrazzi e poi un ospite, lo sapete già perché lo abbiamo già raccontato, importantissimo. A fra poco. Rieccoci in diretta con i dialoghi sulla sostenibilità del venerdì. Intanto saluto e ringrazio Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Allora, c'è un ospite importante che credo forse si è già collegato, sta per collegarsi. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi perché parliamo di una chiesa del 2024 che guarda con estrema preoccupazione al futuro e con toni e con parole che probabilmente mai si erano avute da un Papa Francesco già nel 2015 con la Laudato Si, l'enciclica, e poi con la esortazione pastorale Laudate Deum che è di qualche mese fa. Allora, fra pochissimo avremo in collegamento il Cardinal Matteo Maria Zuppi, che tra le altre cose è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Appena lo vedo in onda, eccolo, no, non vedo in onda lui, ma ci sono delle immagini, ma fra poco appena lo vediamo ci parleremo. Ferrazzi, è importante questo ospite di oggi perché? Perché c'è un'esortazione ormai del 2015 che ha dato una svolta anche al dibattito. L'enciclica del 2015, mentre l'esortazione apostolica è del 2023. L'enciclica è stata davvero una pietra miliare. Il Papa ha voluto dedicare addirittura appunto una lettera enciclica, che è il massimo, diciamo, della forza comunicativa pastorale di un pontefice, e quindi un messaggio a tutte le donne e gli uomini del mondo, credenti e non credenti, e sottolineando l'urgenza di una decisione politica, di attività politiche generali, istituzionali e anche di cultura e sociale in generale per salvaguardare il pianeta. Il 2015, ricordiamolo, è stato un anno di straordinaria importanza dal punto di vista appunto della salvaguardia del pianeta per la sostenibilità. Perché è stato l'anno in cui le Nazioni Unite hanno definito i cosiddetti 17 obiettivi delle Nazioni Unite, è stato l'anno degli accordi di Parigi, cioè la COP di Parigi è stato oggettivamente un grande salto di qualità che ha consentito a moltissimi paesi di assumere delle decisioni per la prima volta, come dire, importanti e obbligatorie per la legislazione nazionale. E poi è stato l'anno appunto della lettera enciclica, la Laudato Si del Papa, che oggettivamente è stato un punto, diciamo, di svolta anche nel dibattito complessivo, non solo nazionale, ma quando si muove la Chiesa Cattolica appunto anche a livello mondiale. Ecco, ha aperto un dibattito vero e proprio, è stato ascoltato ovviamente, che lo dica il Papa, il messaggio diventa un messaggio davvero per tutti, ed è stato molto ascoltato perché si è aperto un fronte di dibattito notevole. Si è aperto a livello, come dicevo prima, nazionale, si è aperto all'interno della Chiesa, si è aperto a livello della comunità mondiale. Ora, come abbiamo già detto più volte,
Del cambiamento climatico se ne sta parlando, grazie a Dio, ormai da decenni, ma certamente dal 2015 sono state assunte delle decisioni che sono delle decisioni importanti. Ma poi il Papa appunto ha continuato in questa direzione, perché ha voluto 8 anni di distanza dal 2015, cioè esattamente all'interno di metà del percorso tra il 2015 e il 2030. Ricordo che il 2030 è segnato da tutte le decisioni, sia a livello di Nazioni Unite che di Unione Europea, come un anno critico nel quale bisognerà verificare appunto puntualmente i risultati di queste politiche. Ebbene, all'interno di questo percorso il Papa nel 2023 ha voluto, come dire, fare il punto della situazione e ha detto: oh, signori, non ci siamo, perché in base agli impegni assunti nel 2015 non ci sono significativi miglioramenti a livello di emissioni, a livello di emissioni dei gas climalteranti, a livello di politiche industriali serie, e quindi bisogna assolutamente che le decisioni assunte vengano rinverdite e ci sia un impegno internazionale in questa direzione. Sarà una cosa che poi chiederò a Sua Eminenza, alla Cardinale Zuppi, ma voglio anticiparla già con lei. Tra le parole di Papa Francesco molto forti si parla della origine antropica dei cambiamenti climatici, ed è ovviamente un messaggio chiarissimo alla tendenza che c'è negli ultimi anni, e non solo, a negare il clima. Anche oggi, anche davvero recentemente si torna a parlare di è sempre stato così, nonostante dibattiti, nonostante cifre, nonostante dati, nonostante la progressione. Ecco, il Papa dice l'origine di questi cambiamenti è antropica. Ma il Papa semplicemente parla con argomentazioni scientifiche, cioè fa sue le ragioni della scienza, non delle chiacchiere, non dei negazionisti. L'abbiamo già detto, che ci sia, diciamo, un fenomeno naturale nei mutamenti climatici è evidente, da sempre, dall'inizio diciamo, prima della civiltà, dall'inizio della Terra, quindi più di 4 miliardi di anni di vita, la Terra ha avuto delle mutazioni climatiche costanti, però sono state mutazioni nel corso dei milioni di anni o delle centinaia di migliaia di anni. Cosa sta avvenendo adesso? Che per la prima volta nella storia del pianeta queste accelerazioni sono potentissime, cioè nella scala di 100, 1000 o addirittura 10.000 volte più veloci rispetto a una volta. Cioè è avvenuto che dall'inizio della rivoluzione industriale ad oggi l'immissione di gas climalteranti in atmosfera per le attività umane ha comportato un surriscaldamento del pianeta così veloce come non c'era mai stato, e le conseguenze di tutte queste le vediamo, sono plasticamente purtroppo sotto i nostri occhi. Allora, chiedo alla regia se abbiamo già il collegamento, altrimenti in attesa del collegamento, in attesa di parlare con il Cardinal Matteo Maria Zuppi, nostro graditissimo ospite, volevo ricordarle, ma lo sa già, perché sicuramente lo sa, che 2 anni fa cosa accadeva, una cosa molto importante nella nostra Costituzione. Sì, beh, un po' lo so. Un po' lo sa. Credo che lei lo sappia. Cosa è successo? Il 22 di febbraio del 2022 è stata iscritta nella Gazzetta Ufficiale la legge costituzionale numero 1 che ha modificato la nostra Costituzione in chiave ambientale e nell'interesse delle future generazioni. È stato oggettivamente un passo fondamentale. Per la prima volta nella storia della nostra Repubblica è stato modificato uno dei primi 12 articoli della Costituzione, e gli articoli che definiscono e costituiscono i principi fondamentali, e abbiamo inserito che la Repubblica deve tutelare l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni, e poi c'è una clausola di salvaguardia, di protezione degli animali. E all'articolo 41 abbiamo inserito che l'attività economica è libera, ma non si può svolgere in contrasto alla salute e all'ambiente, cioè la salute delle persone, delle comunità è prioritaria anche rispetto all'attività economica, cioè l'attività economica si deve fare, ma deve stare attenta, non può nuocere naturalmente alla salute dei lavoratori, delle persone che vivono accanto, ma nemmeno dell'ambiente, l'inquinamento delle falde, dei terreni e dell'aria. È stato un passaggio davvero straordinario, ho avuto l'onore di essere tra i 7 che ha scritto il testo, e abbiamo anche fatto un accordo politico molto largo che ha consentito poi nei 4 passaggi
Senato-Camera di modifica della legge, perché la Costituzione stabilisce che quando viene modificata se stessa ci vogliono addirittura 4 passaggi con votazioni tra l'altro di una maggioranza assoluta. Ebbene, in questi 4 passaggi c'è stata alla fine davvero un'ampia, diciamo, accettazione di questo accordo politico che oggettivamente ha fatto fare a noi, al nostro Paese, un grande salto in avanti e soprattutto quello che potrà fare come conseguenze positive nel futuro. Perché lo ricordiamo, parliamo della Costituzione e la legge fondamentale, tutte le leggi devono conformarsi alla Costituzione. Allora, in attesa del cardinale Zuppi, nella slide 2, se la mandate in onda, c'è proprio l'articolo 9, ricordiamo, parliamo di uno dei primi 12 articoli della Costituzione, che sono gli articoli fondamentali, quindi è stato cambiato uno degli articoli fondamentali, eccolo qua. L'articolo 9 è l'articolo in cui, diciamo, nella parte originaria, quella scritta nel 1947, poi in vigore dal 1° di gennaio del 1948, e i nostri padri costituenti avevano già scritto che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica e poi tutela il paesaggio. Noi appunto abbiamo aggiunto che cosa? Abbiamo aggiunto che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Vede, questa seconda parte è altrettanto importante perché per la prima volta abbiamo esplicitato all'interno della Costituzione che ogni decisione pubblica o privata, ogni legge, ogni attività amministrativa, ogni attività di associazione, di imprese, ogni attività delle singole persone devono pensare non solamente alle generazioni attuali, ma devono pensare anche ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo è un salto di qualità straordinaria, di straordinaria importanza, che avrà e ha già delle ricadute importantissime nello sviluppo del nostro territorio. E poi, come può vedere, abbiamo aggiunto anche quella frase, cioè la legge dello Stato disciplina le forme di tutela degli animali. Anche qui c'è oggettivamente una sensibilità a livello generale che è nata, che si è sviluppata nel corso di questi anni per la tutela degli animali e quindi è evidente che andava riconosciuta perché la Costituzione non è altro che la scrittura nero su bianco di ciò che una collettività ritiene fondamentale, naturalmente nel rispetto degli accordi internazionali, nel rispetto dei trattati internazionali, quali per esempio i diritti e la tutela dell'uomo, dei principi fondamentali e via dicendo. Allora, chiedo ancora a Lume la regia, fatemi sapere se abbiamo il cardinale in collegamento, non ancora. Questo invece è l'articolo 41, perché allora, lo diceva, lo ha già detto, ma insomma è importante ribadirlo. Quello che noi sottolineiamo spesso e sempre è che la transizione ecologica, i cambiamenti che l'uomo deve necessariamente apportare alla sua visione riguardano, investono ovviamente l'economia, ma non la investono in senso negativo, cioè c'è un vantaggio anche per l'economia. E stante il fatto che l'iniziativa economica privata è libera, ovviamente è un cardine fondamentale, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali. Questo è un altro passaggio fondamentale. Sì, vede, in grassetto qua ci sono le modifiche che abbiamo apportato, però vede, l'articolo 41 è l'articolo che i padri costituenti avevano chiamato l'articolo delle iniziative economiche e naturalmente tutti avevano votato il fatto che l'iniziativa, diciamo, l'iniziativa di economia privata è libera e grazie a Dio è così, però non era stato considerato un diritto assoluto, ma era stato considerato un diritto che doveva fare i conti con cosa? Con la persona e in particolare dunque già i padri costituenti avevano scritto che non può svolgersi tale iniziativa economica in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Quindi una Costituzione di grande impronta personalista che aveva ovviamente quindi comportato questo salto di qualità. Noi abbiamo aggiunto che la nostra Costituzione
nella nostra Costituzione che l'iniziativa economica e privata non può nuocere nemmeno alla salute e all'ambiente. Capiamo bene, anche per i casi veneti, quanto questo sia importante. Abbiamo visto i PFAS, che sono stati dichiarati dalle Nazioni Unite, è stato dichiarato il più grande inquinamento ambientale nella storia d'Europa. È in corso un processo a Vicenza, perso la Corte d'Assise. Insomma, davvero c'è bisogno in questa direzione di una grande sensibilità, inserirla così come abbiamo fatto all'interno della Commissione e poi del Parlamento, all'interno della Costituzione, è una garanzia affinché la tutela della persona, della sua dignità, della sua integrità, della sua salute e della sua sicurezza siano sempre elementi e principi fondamentali, questo sì assoluto. Cioè la tutela della persona è un diritto assoluto, mentre il diritto dell'economia, pur importante, riconosciuto a livello costituzionale, è un diritto relativo. Davvero importante questa svolta di 2 anni fa. Io lo vedo in collegamento, credo che ci stia sentendo. Buongiorno, grazie per essere con noi al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Matteo Maria Zuppi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. È davvero un piacere e la ringraziamo, le rubiamo davvero poco del suo tempo, ma per noi è una voce importante. Noi abbiamo iniziato a parlare dell'impegno davvero importante della Chiesa del 2024 nei confronti dell'ambiente, con una svolta data da Papa Francesco con la Laudato Si nel 2015, la Laudate Deum pochi mesi fa nel 2023. Lei è uno stretto collaboratore di Papa Francesco, è così preoccupato il Papa Francesco di quanto sta accadendo nel mondo, di quanto non è stato fatto e di cosa potrebbe accadere? Beh, lui è preoccupato e soprattutto è preoccupato di chi non si preoccupa, perché quello è il problema, o di chi pensa che, non so, al Papa Francesco gli è venuta una botta verde o così una svolta ecologica. Papa Francesco annuncia il Signore Gesù, parla alle persone, difende le persone e per questo difende l'ambiente, perché le persone non possono vivere se l'ambiente diventa invivibile. La preoccupazione è sempre l'uomo, la donna, al centro ci sia sempre la persona. È preoccupato tanto che nella Laudate Deum dice attenzione, sono pericolosi quelli che dicono non c'è problema, perché lo dicono per altri interessi e non vogliono così rendersi conto che ancora forse siamo in tempo a fermare alcuni processi e se non lo facciamo, ripeto, il problema non è che uno perde qualche cosa, è che l'uomo non può più vivere, che la persona non può più vivere, che roviniamo il creato e l'uomo rovina il creato, sì certo, lo rovina perché lo sfrutta e c'è una dissennatezza perché roviniamo e togliamo a chi viene dopo. Non è che le certe riserve, se ce le prendiamo tutte quante noi, chi verrà dopo non ce l'avrà. E neanche molto. Non è che siccome ci hanno impiegato milioni di anni per formarsi, non abbiamo milioni di anni per aspettare che ce ne siano altrettante. Ecco, c'è una parte di mondo che nega ancora che ci sia un cambiamento climatico e il Papa parla invece molto chiaramente di un'origine antropica, insomma, e c'è però ancora questo negazionismo. E appunto la Laudate Deum ha delle parole molto severe su questo, perché come dire, quando c'è la pandemia dice no, ma non ti preoccupare, non è quella, effettivamente è un alleato alla pandemia, no? Se io dico no, ma non c'è problema, il Covid, che vuoi che sia, come qualcuno diceva all'inizio del Covid, andiamo a domandarlo a quelle migliaia di persone che hanno perso la vita se poi non c'era problema. Lo stesso è dell'ambiente. È chiaro che come dire, nella natura stabilire con chiarezza, no, la causa-effetto come tutto non è così automatico, ma è evidente che ci sono dei segnali di cui non puoi non renderti conto e quindi a maggior ragione è un senso di responsabilità fare di tutto perché chi verrà dopo di noi, perché il problema è soprattutto invertire la tendenza, sfruttare tutto, prendere tutto, consumare tutto, è sempre la stessa logica, perché vuol dire rovinare tutto e togliere a chi viene dopo. Ferrazzi, il Papa parla di paradigma tecnocratico e di sguardo predatorio, non sono parole messe a caso.
No, sono parole ben pensate, ponderate, e sono parole che riflettono esattamente quello che dice il dato scientifico. Noi abbiamo immaginato, per un certo modo di pensare lo sviluppo economico, lo sviluppo industriale e anche lo sviluppo sociale, che le fonti fossero inesauribili e soprattutto che alcuni potessero goderne nei confronti di altri. È stato oggettivamente, fondamentalmente, l'Occidente che ha inquinato in questo mondo il Paese proprio, ma soprattutto il Paese mondo, cioè la comunità di tutti. Vede, il Papa, quando parla del debito, per esempio, dei Paesi, della situazione del debito internazionale legato al cambiamento climatico, parla di debito climatico che i Paesi ricchi hanno nei confronti dei Paesi più poveri, perché questo è un dato assolutamente acclarato che non può essere confutato. All'interno di questo c'è una durissima critica al modello tecnocratico, cioè quando la scienza non è più uno strumento nelle mani delle persone per il bene delle comunità e delle persone stesse, ma diventa fine a se stesso, cioè un idolo, diciamo così, la tecnoscienza che diventa un idolo e che dunque rende schiavi le comunità e le persone. Purtroppo questo avviene, purtroppo ci sono dei potentati anche economici che non fanno gli interessi delle persone, ma che per massimizzare l'utile e il profitto fanno il disinteresse delle persone, questo a livello locale ma anche a livello mondiale, basta fare qualche esempio, per esempio in qualche paese africano. Ecco, questa è una follia. Perché vuol dire oltretutto segare anche l'albero, dove il ramo dove tutti noi siamo appollaiati, no? Infatti il Papa dice non ci può essere, come ha detto adesso il Cardinale Zuppi, uomo sano in un ambiente malato. Mi consenta di salutare il Cardinale, di ringraziarlo tra l'altro per la sua disponibilità, sappiamo che corre dalla mattina alla sera, quindi è davvero un onore averlo qui con noi oggi. Allora, c'è questo paradigma tecnocratico e c'è anche lo sviluppo della tecnoscienza che è positivo per l'ambiente, ma, dice il Papa, deve essere affiancato all'etica della cultura e della spiritualità. Che significa, Cardinal Zuppi? Dunque, significa che noi abbiamo degli strumenti straordinari. Come tutti quanti gli strumenti dipende l'uso che ne facciamo e per che cosa, per chi li usiamo. Se l'uso, quindi anche sfruttamento, piegare tutto all'interesse economico immediato, e poi per chi? Perché se lo facciamo soltanto non considerando l'intera casa comune è molto pericoloso, perché aumentano le ingiustizie, aumentano le divaricazioni, aumenta anche la povertà. Allora, faccio uno degli esempi più chiari è quello dell'intelligenza artificiale, che non è futuribile, è già evidentemente molto presente. E l'etica dell'intelligenza artificiale è fondamentale, tanto che anche gli stessi detentori dell'intelligenza artificiale hanno bisogno dell'etica, avvertono la necessità dell'etica, e questa è una grande sfida, perché altrimenti saranno alcuni algoritmi che ci governeranno. Dipende come li abbiamo creati, che cosa abbiamo chiesto e che cosa paradossalmente ci chiederanno, perché poi saranno loro in molti casi a gestire tante azioni che diventeranno oggetto dell'intelligenza artificiale. Quindi non a caso il messaggio per la pace quest'anno era proprio pace e intelligenza artificiale, perché la guerra che usa l'intelligenza artificiale può diventare ancora più terribile di quello che già è, ma senza la damnazio, diciamo così, non è che l'intelligenza artificiale è importante, importantissima, può permettere dei Vediamo se... Proprio per questo ha un grande, enorme bisogno dell'etica. Io vi devo scappare. Posso solo chiedere una cosa? Le chiedo un'ultimissima... Sono una visita pastorale, quindi... Le chiedo un'ultima cosa. Devo proprio scappare. 30 secondi. 2015 sono passati 9 anni da quella enciclica e poi c'è stata l'esortazione pochi mesi fa. Che risposta c'è stata secondo lei? Ancora insufficiente. Una risposta molto importante, perché è uno dei documenti, se non devo dire il documento più citato da tutti, credenti, non credenti, perché è un grande documento ispirato cristianamente e religiosamente, che dà delle indicazioni per tutti, perché la casa è di tutti e quindi chi crede nel Signore Gesù ha forse ancora più senso di responsabilità verso la casa.
Ma non a caso è legato anche a Fratelli Tutti, dobbiamo leggere Laudato Si con Fratelli Tutti, una la difesa della casa e l'altro che come vogliamo viverci in questa casa. Credo che ancora abbiamo molto, ma molto da scegliere, da capire, da vincere anche appunto il negazionismo e da scegliere degli atteggiamenti, degli stili di vita, dei cambiamenti economici che possano permettere a questa casa comune di sopravvivere e di garantire a chi verrà dopo, che abiterà dopo nella casa comune, di averci una casa e non un deserto. Grazie davvero, la lasciamo ai suoi tanti impegni. Grazie, buon lavoro anche a lei. Insomma, non dobbiamo lasciare a chi ci sarà dopo di noi, ma non significa fra 100 anni, significa fra poco un deserto, così dice il Cardinal Zuppi. Beh, gli elementi ci sono, i dati della scienza ci sono, ma lo dicono tutti. L'IPCC, che è il massimo organismo a livello internazionale di studio sul cambiamento climatico, su questo non usa mezze misure. Voglio ricordare peraltro che l'IPCC, che è l'organismo di studio dell'ONU, rappresenta quasi tutti i paesi del mondo, quindi al di là di distinzioni politiche, geografiche o di interessi nazionali. E su quello non c'è uscita, cioè, perché vede, chi dice quanto costa la transizione ecologica e via dicendo, e sbaglia profondamente, perché la domanda corretta è quanto ci sta costando non far nulla sulla transizione ecologica. L'alluvione dell'anno scorso in Emilia-Romagna, sa quanto è costata? 10 miliardi. Sa quanto è stata, diciamo, il pagamento dell'assicurazione? 1,5 miliardi, perché ormai, e quindi gli altri sono a carico o dello Stato, che con difficoltà sta dando i soldi ai cittadini, o dei cittadini che perdono casa, a volte perdono l'azienda, il lavoro, la sicurezza, le scuole e via dicendo. E sarà sempre di più così se non interverremo. E uno studio pubblicato la scorsa settimana da un importante organismo internazionale ha dimostrato che i costi delle devastazioni dovute al cambiamento climatico a livello mondiale nel 2023 sommandoli, ammontano a 250 miliardi di dollari, cioè vuol dire 10 volte la legge di bilancio del nostro paese, che è la 7ª potenza industriale a livello mondiale. Allora capisce bene di cosa stiamo parlando. Deloitte, che è una grandissima, diciamo, azienda mondiale che fa i suoi interessi, ha fatto degli studi e ha dimostrato, appunto anche contro i propri interessi, che il costo della non transizione sta costando appunto tantissimo alle comunità locali, alle casse pubbliche, ai singoli cittadini, ma costerà sempre di più. Il tema è questo: se non interveniamo con determinazione facciamo un autogol anche dal punto di vista economico, e questa è la verità dei fatti. Siccome questi dati ci sono accessibili, li ripetiamo costantemente, e chiaramente non soltanto noi. Chi ancora avversa la transizione ecologica, digitale, eccetera, a questo punto viene da pensare che è in malafede, perché i dati ci sono. C'è una fetta, diciamo, di persone che vive nella polemica, e la visibilità la si crea avversando anche i dati più evidenti. Parlava prima il cardinale di coloro che negavano il Covid, per esempio. Bene, c'è sempre stata e sempre ci sarà una fetta di popolazione totalmente irragionevole, diciamo così. Poi naturalmente ci sono anche coloro che cercano di speculare sulle paure della gente, anche dal punto di vista politico, per aggranellare qualche voto in più, si rincorrono, anzi si alimentano le paure piuttosto che creare e trovare le soluzioni. Ricordando peraltro che quando noi parliamo di transizione ecologica non sarà una passeggiatina semplice, cioè le ricadute anche nelle composizioni sociali e dei modelli industriali ci sono sempre stati e ci saranno. Allora vuol dire che ci deve essere un'assunzione di responsabilità maggiore, in modo tale che le decisioni pubbliche vengano assunte ascoltando i territori e soprattutto sostenendo i territori e i lavori più fragili nella trasformazione. Questa è una grandissima responsabilità, però vede, non fare questo non vuol dire creare ricchezza, vuol dire creare anche nel nostro paese la povertà domani e dopodomani, la perdita di posti di lavoro, perché il mondo non ci aspetta. Cioè, se noi non faremo davvero la transizione ecologica e la transizione digitale, la Cina non ci aspetta, gli Stati Uniti non ci aspettano, il sud-est asiatico non ci aspetta, ma lo stesso alcuni paesi della BRICS non ci stanno aspettando. Cioè, le due transizioni, quelle che abbiamo chiamato le transizioni gemelle, sono il modo migliore non solo di salvaguardare l'ambiente, il pianeta, ma di salvaguardare il lavoro, la ricchezza e il benessere sociale.
E allora, parlando degli aspetti del fatto che sia necessario questo cambiamento nelle imprese, sarà uno dei temi della prossima settimana, perché parleremo di cultura aziendale da cambiare, come si cambia. Prossima settimana parliamo di una parte delle imprese, parleremo dell'agricoltura. Ah, beh, che questo è un altro punto molto importante. Chi avremo? Prossima settimana avremo il professor De Castro, che è stato ministro dell'agricoltura del governo Prodi, è stato anche presidente della Commissione dell'agricoltura a livello europeo, è un docente universitario di politiche agricole, probabilmente tra i maggiori esperti di questo settore, e con lui affronteremo la questione dei trattori, la questione delle rivolte nazionali europee. Siamo proprio sul pezzo. Lui è un eurodeputato, certo, quindi ha anche questa visione complessiva. E soprattutto quali sono le risposte, qual è il punto di incontro tra gli interessi degli agricoltori e poi gli interessi dell'ambiente, e se c'è davvero questo conflitto, perché anche qua secondo me ci sono molte cose da dire, ma approfondiremo venerdì prossimo. Benissimo, allora io ringrazio Andrea Ferrazzi, grazie anche per averci portato il Cardinal Matteo Maria Zuppi, insomma, perché è stata davvero una voce importante da far sentire, di fatto anche la voce del Papa. Io vi lascio al film, come sempre, prima al meteo, poi il film Segreti di famiglia di Francis Ford Coppola, poi c'è ovviamente la programmazione e questa serie i nostri telegiornali. Grazie Ferrazzi, ci vediamo venerdì prossimo. Grazie a tutti. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica ancora in azione sul nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 23 febbraio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile con precipitazioni anche intense. Migliora poi nella notte tra venerdì e sabato. Neve sopra i 1000-1300 metri sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione. Minime tra 4 e 6 gradi, massime tra 8 e 13. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con piogge diffuse anche intense sulla zona montana, moderate verso la costa. Quota neve in genere oltre i 1100-1500 metri. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove fino al primo pomeriggio ci saranno precipitazioni diffuse e persistenti, poi migliora. Temperature minime sui 2 gradi, massime intorno agli 8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.